tra las gretos di Culino e las mons di Rigulat, i hai vedut la meninino, cul rastiella d'ortola. Tra las gretos di Culino e las mons di Rigulat, i hai vedut la meninino, cul rastiella d'ortola. Ici attinguio talches biel paesù di Altomont, Culino, collina di Forniavoltri, un paese che lo hai tal cor. Non lo sai se per so bieleccio o se che a chi sono nasciuti un mio voms. Fatto sta che voi è una giornata meravigliosa dal mio di lui. Questo paese ha dato una dai a personaggi un gruppo importanti. Pensiamo ai guidos alpinos, Niccolò Sottocorona, che dal 1865 aveva portato su Paul Gromman sul Coglians, pensai. Dopo è venuta Pio Riditò, Pietro Samassa, un altro guido. Dopo diciamo chi che proprio nasciuto la prima lattario sociale grazie al maestro Eugenio Caneva, oltre che maestri che hanno scuolato generazioni di canaio. Avevo anche un laboratorio di meteorologia, pensate agli ultimi anni 200, veramente ero all'avanguardia a Culino. A Culino è sempre stato famoso proprio per i suoi personaggi. Ma voi hai un personaggio di lusso, hai Caterina Tamussin. Ecco, vi ho da pensare che lì è nasciuta a Parigi, da una famiglia di emigranti, Mario e Marietta Tamussin, che erano emigrati a Parigi, e là che è nasciuta Caterina e lì la sua sorella. Allora sì, ma chi parcetta questo sorto fontano, che si sente il chianto da lago, lo può dire. Ecco, perché che venerdì, il 12 di aprile del 2019, dall'Istituto di Cultura Unghiareso in Rue Bonaparte 92 a Parigi, disinventi la via, specificando. Allí è stato consegnato il premio Ungarica per il suo dottorato durato 7 anni. L'ultima è stata a Culino 2018 dell'anno passato e ero stato sacrificato per bando di Caterina e ricerchio didattico sul francese in Ungheria entro las dos guerras. E avevo consultato il liceo Parfim, la Spagielos di quei tempi. Allora in che sero chi rappresentò e su là dove ha posto alla consegnato il premio l'ex ambasciatore di Francia René Rudot. Io ero presente anche il direttore di cultura unghiaresio di Parigi Antoniette Daridan. Chissà se la pronuncio e funziona, ma tanto per far capire. Benissimo. Il premio è vendato dall'Istituto di Cultura Unghiareso ai giovani meritevoli che hanno scritto una tesi di dottorato dell'Urchiero. Che il di Caterina è stato il primo lavoro di che tematico e ha scilucciato di cui ho già pubblicato dei siti delle università di Francia e di che unghiaresos. L'amore per cultura e ha vinto il podio de politico. La parabola T, a cui ha tu dedicato questo sorto tesi di laurea spiace, c'è sorto vocabolario. Io ho dedicato questo lavoro a mio padre e a mia madre e io la dedico.
voglio dedicare questo lavoro a Mario e Maria Tamussin, l'unico pari alla memoria, con un grazie e un mandi di cuore in te marilengo culinotto che mi hanno trasmesso con tanto amore. E io mi tutto in sparunziares, vectelen halavalish serettetel, con infinito amore e gratitudine. Perché il fatto che mi hanno trasmesso questo lingo mi ha permesso di sentire sempre che sono francese, italiano e culinotto. Dunque una grande diversità dentro di me stesso che non posso dividere la parte francese, la parte culinotto, la parte italiano. Una roba che dentro di me mi ha portato a avere sempre attenzione a ciò che le lingue esportano un modo di pensare, un modo di differente. E c'è modo che a Cipò sempre s'avvint in una piccola lingua, come si dice, il culinot, che è favelato a Cassuta, a questo mons, da Puzio int. E mi ha udato questa lingua e si ha imparato tante altre lingue. E a capire le culture differenti. Allora sono diventato insegnante di lingue, sono andato a Palmont, in Unziario, in Slovenia, e io ho pensato che a Cipò fa imparare le lingue in un modo che detti i frutti ai più grandi proprio la possibilità di esprimersi per questa lingua, favelante, facendo in teatro e facendo ciancions, eccetera. Dunque, le lingue per me sono diventate proprio un modo di vivere, perché io ho potuto così arrivare in un ziario non essere completamente una lingua lunziarese che non è né di origine latino né di origine slavo, che ha nessun che fa con queste altre lingue, allora un che arriva io è stato completamente perduto. E a me è arrivato proprio l'incontrario, perché io avevo questa curiosità e io ho voluto trasmettere questa curiosità in si frutti a chi su a Culino, con chi sono tornato dal 2008 e che hai fatto un progetto te scuola elementare di Forni a Voltri, un progetto che si chiamava la Bulgiuto Bielo, che vuol dire coccinella per italiano. E questo bulgiuto bielo è un piccolo insetto animale che mi ha seguito via Palmont dove sono andato, perché infatti in un ziarese i mostrarini e poi il libro con la bulgiuto bielo che è stato fatto in un ziario, la che ha insegnato il francese i frutti. In un ziarese la bulgiuto bielo la coccinella e si dice cotizza bogar, che vuol dire il piccolo insetto di Caterina, del piccolo Caterina. E io sono Caterina, no? E io frutti mi chiamavo sempre cotizza bogar. Allora è venuto che il nome che è stato bellissimo, perché io frutti amo accettare che il piccolo insetto. E poi e lì vendevano tutti calavolto. Tu sai che tu sei usato a girare il mondo, tu nessuno ti fermo. Io voglio tornare anche sero che ti hanno dato il premio a Parigi. Ecco, te entrato e avevo fornito di rojos, rossos e blancios. Gli hai detto, ma c'è patriotics, insomma, chi in onore d'Italia o di te italiano? Sì. Ma no, dopo mi ha spiegato che c'è la bandiera ungherese e a che caluos, giusto che noi abbiamo di una banda e loro l'hanno per traverso. Ecco, però tornando slengo, tu hai fatto questa relazione in perfetto francese con la paccheo culinotto. Per uno salo
pleno di personaggi di grande cultura. Per me è stata un'emozione unica. Per te, ora di voi, i tuoi studi, c'è voluto dire che spremi fuori magari da tocchiero la che tu sei nasciuto, che questo viaggio non si masso ben considerato. È stato un grande riconoscimento da parte delle autorità tunisiaresi per un lavoro che non era mai stato studiato in quel modo, perché l'Ungheria e la Francia hanno avuto un conflitto molto grande dopo la prima guerra, dato che l'Austria-Ungheria è stata smantellata, che la Francia aveva un ruolo importante in politico in che volta, e dunque l'Ungheria ha perduto quasi 2/3 del suo territorio e della sua popolazione. Allora mi sono domandato, se io fossi un professore di francese dal 1920, è stato che il grande trauma dal mio paese, causa di Francia e di altri paesi, come voglio io come insegnare il francese, la cultura francese? Come voglio a spiegare la letteratura, ce voglio a dire? Allora, io sono là a video tutti c'è che i professori scrivevano di pedagogia, dice che facevo durante il corso, e hai veduto che l'amore per la cultura francese è restato sempre il più importante. E vedi che la cultura e la politica in quel senso la cultura si metteva sempre più in davanti politico e non aveva influenza la politica su come ci insegnava il francese. Non è stato nessun accenno al trattato di Trianon che ha smantellato il paese. I professori che hanno scritto in sui libri di scuola, hanno per esempio che si chiama Ghezabaz, che è tanto importante in usare un linguista, aveva soffrito che era stato internato durante la prima guerra in Francia come nemico di guerra, che studiava all'università, e tutti che erano a Parigi, in Francia in quel momento, non come ungheresi ma austriaci, tutti che erano nemici, sono stati internati. E lui ha scritto i più belli libri di francese, al favello della cultura francese, dal teatro francese, spiegando che il modo di recitare è differente, ma è così la cultura francese, dunque è un accettamento differente. E per me è stato uno scoperto bellissimo di vedere che intellettuali hanno saputo hanno scelto proprio in modo cosciente di non lasciarsi là invece all'odio, insomma. E quindi che è un fatto c'è tanto importante, e lo hanno riconosciuto, credo, allora è importante di dirlo. Perché per me, che hai studiato tanto tutta la mia vita, mi ha dato l'impulso di dire, non le di band, al podare di altre persone in Francia o in Ungheria, di vedere c'è modo che il comportamento è stato durante le due guerre. Ecco, tu mi hai detto che tu hai studiato tutta la tua vita, una grande passione, tu continui a studiare. Io sono stato a Lubiana, là che tu lavoravi, sei ambasciato, tu hai lavorato per 5 anni, sei ambasciato di Lubiana, tu hai girato il mondo. Ecco, il fatto di sapere il culinot, la marilengo, tu hai detto che ti ha favorito per imparato slengo, specialmente l'ungherese, ma troppo slengo sa tu, Cati. Con chi eri piccolo e hai favelato francese e culinot
subito dopo è venuto l'italiano, che aveva 4-5 anni, che veniva in casa che faceva con i frutti. Poi a scuola ho imparato l'inglese e poi sono andato in unziaria, dove è venuto l'unziarese, e poi in Slovenia, un tic di sloveno e così poi. E dunque, il più bello è che quando sono arrivato in unziaria, che ho cominciato a imparare l'unziarese, mi ha accettato svelto. Mi piaceva tanto e mi aveva proprio un gusto di imparare. E un viaggio, per esempio, per dire che il culinotto mi ha dato, perché noi non lo capivi che il tanto hai. Hai capito che uno collega all'università di Budapest, io ero linguista e con lui faceva l'unziarese. Perché non faceva francese o inglese, ma insomma, faceva l'unziarese con lui. E mi dice a un tratto, ma tu Caterina, sei tu francese o francese, dato che io insegnavo il francese, ha detto no, sono francese o italiano. Ah, e mi fa, buon, troppo slingossato, allora mi ha detto come te, allora gli hai detto francese, italiano, inglese, come impari l'unziarese. Ah, dutai, ma a dire la verità, all'inizio il culinotto. E allora, perché non mi dici tu prima che hai? C'è che il culinotto. E la mia marilengo favelato in Friuli. E c'è, sai bedu la calè, eccetera. E dimmi alc. Io hai ziantato. E poi mi fai, bon, hai capito, no? La ziancion. Ma perché tu favelos un diarese così? Perché non come un francese, non come un italiano. Tu hai proprio la cantilena che sa meglio proprio che un diarese. Perché il culinotto sono che vocali lunghi e corti. Che hai ben sentito, come per un diarese, che per esempio se vuoi dire mandi per un diarese, dici vi sont la tascerò. Con la A che c'è tanto lungo, come chi dice i suoi latte, alle latte, non è la stessa roba. E il pesce. E dunque, che roba per me era naturale. E dunque, per mettilo per un diarese mi lavo facile, no? Non un esempio per dire, no? E quindi, pin lengo a scissà, pin facile viene la possibilità di imparare. E hai voluto, con chi sono tornato qua, Culino, dal 2008, dopo l'ambasciata di Lubiana, fa un progetto con i frutti di scuola, che si chiamava la Bulgiuto Bielo Palmont, la che hanno infatti veduto tutti i paesi la mia esperienza personale come culinotto Palmont ha potuto servire per far capire i frutti che ha scipolato al mondo vinto il culinotto che questo lengo non si porta a vertici di pin. E così hanno potuto vedere, come tu dicevi, per esempio, infatti, che il piccolo brut, la Bulgiuto Bielo è nasciuta a Parigi in Francia, Bonjour Coccinelle, allora hanno veduto che insomma si può dire così, e poi dopo la Bulgiuto Bielo è svolato violentamente in unziaria, sia a Cotizza Bogar, e hanno veduto che la bandiera unziarese era proprio come che italiano, no, mi tudo di che trovando. E come è tornato a Culino, in tal paese de sos radici, in Siarnio, in Italia è buon di Bulgiuto Bielo. E così hanno capito che è importante di conoscere la sua radice e che queste radici si danno la forza, la confidenza per far crescere tutto un albero, insomma. È che è l'importante. Ascolta Caterina, oltre che è un gruppo interessante che lavori che tu hai fatto sulla Bulgiuto, ma io torni e tori cerchio che ha durato 7 anni. L'anno passato si venivi su, non tu eri disponibile per di nessuno. Tu puoi vedere che tu hai studiato un vito. Ecco, oltre che questo lavoro è sui siti di tutte le università, che è un orgoglio per me che sono mio culinotto che per tutti noi. Ecco, ti ha portato come lavoro, ora di voi, c'è fatto ora di voi?
Ora di voi, io sono sempre in Unziari, sono tornato via, la bulgiuto bielo e svuolo di qua e di là, e come insegni l'inglese e lo francese. E faccio ricerca, sempre con l'Università di Parigi di lingue orientali, cioè con l'unziarese, e sono in un progetto di ricerca tra la Francia e l'Unziario, che voi in davanti con c'è chi ha cominciato a scuviergi. E poi vedremo, perché in vari sensi forse altre possibilità si vedrà in davanti. Demenio 27 di lui a Tumieste, capitale del Chiarno, veniva fatto il convegno degli emigranti di Friuli nel mondo. Ecco, tu sarai una relatrice della tua esperienza a questo convegno importante come emigrante, nasciuto fuori, ma che torno sempre e soculino. Ecco, ci vuole dire per te, e siete capitale del Chiarno, e contare magari la stosa avventura di studi, di grande cultura. A vuol dire tanto, perché vuol dire un riconoscimento, prima di tutto, dal lavoro che hai fatto fin come te mi vita. Che è importante, è per me una bella possibilità di poter condividere con la gente, c'è che io ho potuto vivere tra paesi differenti, con lingue differenti, mostrando allora al sarà che insomma l'ingegno delle lingue, al sarà l'unico tema, e c'è modo che a Cipò arriva d'oro di imparare tante lingue, di insegnarle con passione e si attiene il metodo insomma, di trasmettere le lingue che è stato per me importante nella mia vita. Dunque è una roba bellissima e per me è commovente. E ti ringrazio che avrai questa possibilità, perché è il primo viaggio. Caterina, ma grazie a te, grazie a tutto ciò che tu fai per la nostra cultura nostrana. Però i sintaro un po' meraviglioso, come dicevi prima, bielos chiasos e son scierados. Tanto int, per vecchio culino avevo 350 abitanti, come se no in 70 e 80. A non dei prospettivos, pein che nasce, che vive il mondo. Tu stesso, tu hai squignudato al mondo, tu continui a là, tu torni a questo bello chiaso, fatto qui su due dei tuoi genitori che hanno venuto a Parigi per fare la chiesa dei loro uomini. La nostra patria non le riconosce tanto. C'è dito? Io dico che sono i frutti, e si sono puri. E che sono veramente c'è chi hai potuto vedere con chi hai insegnato al foro e in suo viene qualche viaggio viene in suo da fuori andare uno frutto la mare di Croazia per esempio e dunque pensi che da questo paese venirà in da fuori che può fare un bel mescolio di culture e non sono pessimista io credo che c'è così dai frutti c'è chi hai potuto dare spero almeno che sia una piccola semente che posso portarlo in davanti al paese, ma in fuori hanno un piccolo frutto che è partito in Australia, per esempio, che era tal progetto. E penso che con chi io che i frutti, mi chiamo sempre bulgiuto bielo e poi mi fa velo per culinot. E in si sono stati contenti perché hanno capito il valore del loro lingua e ero contenta di fare che con i frutti, di vedere che i frutti io sentavo la bulgiuto bielo e svuolo lassù. E allora un rapporto ben differente con cui tu favi la lingua di Vons e che non lo hanno perduto. E pensi che è l'importante e che posso
vio iniziativos, io penso che a Culino di tantos iniziativos personale e quindi io ho piuttosto fiducia. Insomma, grazie al tuo contributo, tu hai dato dignità e nostro marilengo. Io sai che quando tu insegnavi a scuole dal for, prendi tutti i frutti che hanno sempre voluto buono, ma tu hai portato perfino in maschera con la tematica del bulgiuto bielo. Potu contarnos? Sì, erano stati proprio belli, sin lats, pestiasos e pal paese, al fuori qui a Culino, e cantavano la canzone del bulgiuto bielo. Bondi bulgiuto c'è fatto lassù, i giuali e i fianchi, i voi su e giù, in taci, in taci. È stato un bellissimo momento perché il carnevale era una tradizione antigona e io sono stato proprio commosso di vedere che la gente in si accoglieva testiasos e io frutti appena finito la canzone tarunoziaso tornavo dal teatro con la stessa energia e la bulgiuto bielo e voilà lassù e dal teatro la bulgiuto e insomma 25 viaggi, capisci tu? E non è un viaggio te stesso di violenza, passione e che i frutti sono stati proprio contenti e te scuola anzi lo vin fatto che i più grandi erano prigini che i des medios e hanno cantato in loro dunque è stato un momento di come cale il carnevale, no? Di condividi con tutti, che i più anziani, che i più giovani, tutti insieme. E io ho bei riguardi di quel, e belle foto, con i frutti che avevo fatto i costumi di bulgiuto bielo, si vedeva di devor, las alos, bellissimo. Insomma, questo progetto ha chiappato vita perché sorto libri scritti in un diarese, ma una roba unica. Allora, che libri erano in principio destinati frutti un diarese che imparano il francese, ma con tutte le difficoltà dal francese per un diarese e l'hai adattato per i frutti di qui che lui culinota è una lingua completamente straniera, è una lingua che tanti di loro la capisce benissimo, mentre non la favela e dunque era un tic differente che hai fatto qui, ma mi sono ispirato di questo metodo che utilizzi il teatro, i vince tante gioiate, facendo mettendo in scena la Javo insomma io ho fatto tante robe ispirate da quei libri ma mi tutte culture di qui e questa canzone no dus la conosci non è la bulgiuto bielo che va su aiute la canzone originale all'eluziat no ma la mi tutto per cultura de Furlano ecco. Allora, tutto questo per far capire l'importanza ai genitori e famiglie che la prima scuno di una lingua è la famiglia. Ecco, vi ho veduto Caterina che l'ha da finito perché sia i genitori a Parigi hanno chiacchierato con le note. Allora torniamo a che sorta e è veramente troppo pagine se tu fai di lavoro. Sono quasi 600. Ecco, 600 pagine, 7 anni di lavoro. Ecco, in che sera è stata una roba emozionante, come ti dicevi. Erano tutti i più grandi esponenti della cultura.
E là la RAI l'ha finito qui in Italia, questi libri, perché là ha avuto le università. Qui Cacudum, oltre che la nostra televisione, nostrano, videotelecarnia, al nostro operatore Celestino che è arrivato fino a casa a sentire questi bielos novos. In là podine savio di questo lavoro importante. Come questo lavoro è pubblicato su internet, si può ad ogni modo via accesso direttamente alle scritte in francese e come sto lavorando su il riassunto in unziarese e magari si può interessare in italiano. Dunque è bello un lavoro che è disponibile come da tutti il mondo, perché internet è formidabile perché il senso è. Ecco. Allora ci viene da dire che uno culinotto partito da questo paese di alto mondo, che è tra l'altro uno dei più alti, con Lattes, con Sauros, a 1200 metri di altezza, ciò che adesso è l'aria fino, che fa pensare, fa riflettere. Ecco, tutto ha girato tutto il mondo, vendete Lubiana, tu sei in Undiario, e tu sei slato a tor pal monte. Grazie a te si conosce questo luculinot. Così, sì. Allora dici, chi chiacchieri la Marilengo, te stiaso, c'è dito tu? Ma io sento che sì. Iniziano le Marilengo stessiasos. E per dire la verità, io credo che sempre più persone si rendono conto dell'importanza di favela con i frutti, di tenere conto di questo Marilengo. E poi, questo Marilengo c'è, e la lingua dal cuore, di sentimenti. Con chi avevi fatto quel progetto, avevi domandato insieme i genitori c'è lingua favelaisa. E allora, tanti di loro mi dicevo italiano piuttosto. Ah, bon, allora scrivo italiano. Bon, allora con che lo frutta al fagia, che non si va, c'è mu diso, per italiano. Ah no? I dice no, come basta, insomma, si dice per culinare. Con chi voglios mostrare le vostre affiette, c'è musica, no, insomma, rubos spontaneos, dunque, a dire la verità, in loro, hanno imparato l'italiano. Ma la loro lingua di cuore, di sentimenti con chi hanno di reagire e poi è sempre quasi la marilengo. E c'è un favela di vons che loro favelo in mo. A manco la chia culino, di una famiglia che di Mirella, lo frutto Michael, con chi lui gioca, mi favelo sempre per culinotto, i favelo culinotto. Allora, con questo bielo testimonianzo, esperienze di grande cultura, di alta cultura, noi ti facciamo le congratulazioni a nome di tutto la Chiargno, a nome veramente un lavoro unico. Ecco, mi piacerebbe magari io dismandi e grazie di cuore a videotelecarnia, però tutto lo potresti dire in tutte le lingue che tu lo sai, tanto per far capire che lo culinot ti ha portato in tutto il mondo. Mandi, vi sunt latashra, au revoir, nasvidania, c'è molti e bye bye. Tra las gretos di culino e las mons di rigulat, i hai vedut la meninino col rastiella d'ortola. Tra las gretos di culino e las mons di rigulat, i hai vedut la meninino col rastiella d'ortola. Tabà.
Cellula calmen cumo, alla pippo in tel sacchetto, senza un fregul di tabà. Ieri vado la corriero con 50 sacs di sol, sarà che sfantacciato, che scomincia la dimol. Ieri vado la corriero con 50 sacs di sol, sarà che sfantacciato, che scomincia la dimol. I fantazzi di questo vilo hanno pipo in sieti lor, i sempre sto lungo l'altri, quanti van a fa l'amor. I fantasti che sto vino mi hanno pipo in sieti lor, i sempre sto lungo l'altri, quanti vanno a far l'amor. Biela le di maridashi e di tioli cui cuplas e di dici fas barufo e in taliet ci fas la paz. Biela le di maridashi e di tioli cui cuplas e di dici fas barufo e in taliet si fas la paz. Biela le di maridashi e di tioli cui cuplas e di dici fas barufo e in taliet si fas